Fisarmoniche. Sì. Come nasce questa iniziativa? Ma non è un'iniziativa di adesso, no? I nostri ragazzi, i nostri suonatori si trovano molte volte insieme, no? Amano trovarsi in compagnia, suonare, bere un bicchiere di vino, fare una cantata. È una cosa che viene da lontano. Noi nelle valli abbiamo sempre amato trovarci insieme in osteria, il canto spontaneo, la fisarmonica che corre robe simili. Adesso sono stati chiamati, mi sono dato da fare un poco io, un po' qualcun altro, perché io ho fatto parte di questi gruppi tanti anni fa, ho fatto poi 15 anni all'estero e tornando indietro ho visto che è una cosa che se non viene tenuta insieme adesso, entro pochi anni non ci sarà più e perdiamo un patrimonio non perché è una cosa, io dico patrimonio, non è una cosa che può coprire un intero Stato, un'intera nazione, c'è una piccola area geografica che noi chiamiamo Venecia e altri conoscono come Valle del Natisone, che ha questa tradizione, ha delle musiche particolari, ha delle canzoni particolari, ma purtroppo sarà per la globalizzazione. È molto difficile anche tenere in piedi. La nostra cultura, pian piano, i nostri ragazzi parlano italiano, oppure imparano lo sloveno, ma lo sloveno è una lingua. La nostra vera cultura se ne sta andando. E io mi sono intromesso, diciamo, tra di loro, gli ho detto ragazzi, non potete tenere questo patrimonio solo per voi, dovete farlo conoscere in giro, una volta qua, una volta là, vediamo chi ci ospita, ma dovete uscire, farvi sentire, fra 30-40 anni di voi rimarrà un ricordo di queste cose qua, non ci sarà più. E allora adesso bisogna approfittare, bisogna far sognare ancora un poco la gente delle valli. Ecco, abbiamo visto molti giovani, no? State coinvolgendo proprio per passare il testimone e mantenere viva la tradizione. Allora, a parte quello lì, però dobbiamo dire una cosa, che noi abbiamo avuto nelle valli del Natisone della gente che veramente, non dico la volgarità, si è fatta il mazzo per creare una scuola che è bilingue e quindi cercare di aiutare solo la cultura, ma quello che hanno fatto è di creare una scuola di musica che è importantissima e bellissima, dove si insegna tutti gli strumenti, anche se diciamo che prevale la nostra fisarmonica, robe simili. È incrementato molto il numero degli artisti adesso, anche se ce n'erano molti in passato, poi c'è stata una pressione e adesso vedo che sono tanti giovani che si avvicinano a questa musica, che legano con gli anziani e che si trovano con lì per fare una baldoria. Questo però è dovuto allo sforzo di certe persone che in questo ci hanno creduto negli anni. Questo è un risultato di qualcuno che ha lottato non per anni ma per decenni nelle valli. Insomma, si va avanti perché non solo questa serata ma anche in altri luoghi, no? Lo farò, io ho proposto, io non sono un organizzatore, però ho proposto a queste persone qua di essere un punto non di riferimento, di essere un servitore, cioè di dirgli siete d'accordo? Facciamolo, ma facciamolo, io l'ho già lanciato in un messaggio a loro, non so se è stato percepito o meno, però quello che gli sto indicando, dico io sono uno sloveno delle valli che vive a Cividale da 30 anni e io vedo le cose fuori dalla finestra, le vedo in un'altra maniera e io dico è bellissimo suonare nei nostri locali, nei nostri bar, ma una roba così va fatta conoscere anche ai nostri vicini friulani ed è per quello che dico dovremmo organizzare delle serate diciamo nei confini innaturali tra la nostra popolazione e la popolazione friulana, per far divertire i nostri, per farci ricordare, per farci sognare ancora e per far divertire e far apprezzare anche ai friulani la nostra musica. Allora, è una serata, l'avete capito, per cercare insomma di non perdere la tradizione, quello cioè di ricordare attraverso i giovani quello che è stata anche una tradizione storica culturale con le fisarmoniche delle valli del Natisone o della Venecia. Adesso attendiamo un attimo che i nostri suonatori terminino la loro esibizione e poi andiamo a conoscerli bene.
approfittiamo allora del fatto che in questo momento c'è un po' di pausa, andiamo a conoscerli bene, allora cominciamo da... Giacomo, Ecco, Giacomo, quanti anni che suoni la fisarmonica? 2 anni all'incirca. Però ti piace perché è il sound particolare? Ma sì, diciamo che sono cose tipiche delle nostre valli e quindi possiamo portare avanti qualcosa di vecchio che abbiamo. Ecco, che zona sei tu dalla Benecia? Io sono di Cividale, quindi fuori addirittura dalla vallata, però comunque insomma, senti questo- vicino. Abbiamo visto, cos'è? È Rutar? È un marchio di una fisarmonica prodotta in Slovenia. Comunque tutte fisarmoniche slovene e austriache perché effettivamente sono musiche tipiche di quei posti. Per quelle zone. Grazie, adesso andiamo a sentire, vediamo che abbiamo qui. Ciao, sono Manuel. Certo che tu sei della Benecia. Il mio papà è originario di Tribil di sopra, quindi sì, diciamo che sono un po' più della Benezia, però adesso abito a Iblis, quindi sono fuori della zona anch'io, però comunque sono molto appassionato di questo strumento. Però mantieni viva anche tu la tradizione. Per forza, perché è uno strumento che dà un sacco di allegria. Quindi Quanti anni che suoni la fisarmonica? sono 4 anni, sì, 4 anni, presa usata, iniziato così, però rimarrà fino alla fine questa. Bene, Va bene. complimenti e auguri. Allora, adesso andiamo a sentire, anche lei viene dalla Benecia? Non so cosa sia questa roba qua. Ma dall'accento Cos'è? mi sembrava. Ecco, no. Ecco, Io vengo troppo... Vieni un po' dall'altra ecco, parte. da Tu arrivi basso, dalla da Benecia basso, bassa, sì, di sotto, di sotto. Pot Benecia, no, a parte gli scherzi, l'amico Caruso che invece lui non suona... Suono per passione accompagnando insomma le armoniche, Certo. così, per Sì, un passione. bello spirito di gruppo, i giovani, insomma, no? Oddio, i giovani ci sono ma partecipano poco, quelli che partecipano ci fa piacere. Comunque è una tradizione qui delle Valle che se si porta avanti insomma è una cosa bella. È una cosa insomma. importante. Sì, importante per loro, anche per... è noi che ci divertiamo insomma. La cosa importante è quella. No? Sì, è certo. naturale. Allora, abbiamo invece qua il signor... Sergio, Ecco, Sergio, lei arriva anche lei dalle valli? sì, io sono originario delle Valli, Originario. sì, abito a Remazzacco, però sempre, Udine, però... sì, ma ho vissuto per 35 anni nelle Valli, sono nato lì, Quanti anni che suona la fisarmonica? e 10 anni. Passione, immagino. Sì, andato in pensione per passatempo, ho incominciato a suonare, ho sempre passione della musica. Mancherebbe, no? Anche per tenere viva la tradizione. Sì, non solo. certamente, perché una volta c'erano pochi che suonavano, adesso c'è un po' più di gente che... Che insomma porta avanti. Sì, che porta Senta, un avanti. massaggio per lanciare ai giovani per dire mantenere viva la tradizione, ricordarsi delle proprie radici storico-culturali. Proprio radici storico-culturali, adesso incominciano, una volta si era perso, adesso i giovani sono un po' più, hanno preso un po' più di passione per questo tipo di, che logicamente questo tipo di fisarmonica diatonica fa parte della cultura slovena, austriaca, Tirolo, diciamo, questa zona qua. Sì. Bene, complimenti ancora. Invece qua abbiamo il signor Io sono Gianni e arrivo da Udine, però i miei originario. originari sono delle valli, però la zona di Toreano, la zona lì. Quanti anni che suona la fisarmonica? Precisamente, oddio, saranno effettivamente, perché tra lavoro e compagnia belle cose, saranno 5-6 anni. Certo, divertirsi, l'importante è quello. Divertirsi, quando si ha tempo di divertirsi è anche utile, no? Certo. Poi c'è da mettere un po' di lavoro, la famiglia, il lavoro e la moglie, no? Passione che non guasta mai. Esattamente. Ho preso niente, questa passione qua mi è arrivata, che io suonavo già un po' leggermente quella piano, ho avuto la fortuna di conoscere un maestro che mi ha insegnato e mi ha buttato, diciamo, mi ha inserito sulla strada della diatonica, che sai come funziona. Ecco, facciamola vedere già che ci siamo. La diatonica non è nient'altro che, oltre ad avere una tastiera più diversa dalla piano, in apertura ha un suono e in chiusura un altro. Questo vuol dire diatonica, 2 toni, no? Quindi lavora sull'apertura e sulla chiusura, è una gestione un po' diversa, no? Senti, lanciare un messaggio ai giovani per mantenere viva la tradizione? Ai giovani cosa dire? Adesso fra questo internet, queste cose qua,
un po' difficile. Non vogliamo essere volgari, ma siamo in Friuli. Anche che cai ne biele sunette. Oh, là, Io ne diciamo. biele sunette, va bene. Comunque dovrebbe nascere dal personale imparare a suonare uno strumento, perché tanti cosa fanno? Iniziano decisamente a suonare, dopo si perdono per altre cose, o calcio, o giovani o ragazzi, e lasciano stare tutto. Io ho avuto la fortuna di conoscere, l'avete conosciuto forse all'inizio, Dario. Questa fisarmonica qui era di suo figlio che aveva iniziato a suonare, dopo ovviamente si è perso e ha mollato tutto, e io l'ho ereditata da lui, no? E gliela sto usando io, però l'ho comprata ovviamente, no? E un giorno, quando si deciderà se il figlio vuole riprendere a suonare, Gliela torni. tranquillamente, non avrei nessun problema. Grazie a voi. E buon lavoro, si dice. Allora, adesso andiamo a sentire invece. Si è cascato, come potete vedere, si è cascato il microfono, si è rotto, ma non importa. Allora, eccoci qua, andiamo a sentire invece la Gran Cassa. Cosa ci dice la Gran Cassa? Cosa devo dirvi? Sono venuto a tenere a bada questi quei signori qua per fare 2 suonate così, per fare una risata via. Sono bravi, sì? Ehi, non vedi, non sentili. Ma suonano bene, insomma. Bisogna fare un po' di allegria, se no tutto lì. Visti i tempi, no? Mi sa che hanno bisogno di lei, noi ci deviamo, sempre operativo. Sì, diciamo di sì. È una bella serata questa per portare avanti anche le tradizioni storico-culturali e far capire ai giovani di non perdere le radici. Certo, sì, è per questo che succedono queste cose. E mi auguro che ci siano più giovani possibili. Noi abbiamo tramandato sta cosa, l'abbiamo ricevuta dai nostri anziani, cerchiamo di portarla avanti con la passione naturalmente. Adesso vediamo i giovani, comunque queste cose, questo tipo di manifestazioni che si creano appunto con questo tipo di musica popolare sono cose molto interessanti, che peccato che vadano perse. Ecco, lei invece fa teatro, è un po' meno, ha meno, diciamo così, scioltezza con la fisarmonica, però si porta avanti sempre la tradizione della propria terra. Sì. Boh, io diciamo ho seguito, lui è il grande artista della fisarmonica, io già da ragazzino sempre seguivo, dopo diciamo con l'andare degli anni ho cominciato a suonare anche. Io sono un autodidatta, ho fatto dei corsi con dei maestri bravi, ho seguito tanto lui, però io mi dedico a tutto ciò che riguarda diciamo, le tradizioni popolari, preso dal teatro. Noi facciamo, perché noi siamo delle valli e soprattutto abbiamo ripreso, siamo legati alla nostra lingua, perché anche il teatro diciamo, principalmente si lavora nel dialetto sloveno, no, delle valli, e perciò musica, teatro, ho visto, le tradizioni sono molto legate su queste cose qua. Io mi dedico un po' a tutte queste cose. Ecco, prossimo appuntamento per quanto riguarda il teatro delle valli? Allora, ce n'era proprio oggi uno a Cividale, hanno fatto una rievocazione storica, io non ho potuto partecipare, e poi ci saranno, adesso che ci sono delle sagre, sai, in giro ci saranno delle cose. Bene, complimenti e auguri. Grazie.